Bentornati a tutti, nuovo video della serie in 4K su Highway Italia, autostrada dei Fiori A10, direzione Ventimiglia, destinazione finale di questo video, area di servizio Bordighera, subito dopo Sanremo. Partiti dall'area di servizio San Cristoforo, siamo nei pressi di Savona, tra 800 metri infatti l'allacciamento con l'autostrada A6 Torino-Savona. Questo video è la prosecuzione del video 4K A10 Genova-Savona e come nel video precedente incontreremo rallentamenti e code a tratti, ma per un tratto limitato tra Savona e Spotorno, quindi tra qualche chilometro, anzi probabilmente immediatamente. Siamo al chilometro 44 e 400 metri, cambio di competenza, lasciamo il tratto gestito da Autostrade per l'Italia, entriamo nel tratto gestito da Autofiori. Viadotto Zinola, più di 400 metri di viadotto. In corrispondenza con l'allacciamento con l'autostrada A6 Torino-Savona, autostrada Verde Mare. L'aneddoto sull'autostrada A6 è stata l'ultima autostrada della rete autostradale italiana ad avere il raddoppio completo di entrambe le carreggiate a due corsie. Nostra destra la complanare di Savona, cui si fa spesso menzione nei notiziari informativi sul traffico. Quindi dovremmo un po' patire questi primi chilometri fino a Spotorno. Dopodiché la percorrenza dovrebbe risultare piuttosto fluida. Sono le ore 11:25 questo giovedì 2 giugno 2022. La temperatura esterna è di 26 gradi centigradi. Tra poco sulla destra avremo l'immissione della complanare, mentre arriviamo al chilometro 45. Segnalato l'inizio di competenza di Autostrada dei Fiori SPA mentre transitiamo sul viadotto Guiliano. Avvicinamento tra circa 1 chilometro all'area di servizio Valleggia Nord. Viadotto Campo Sportivo.
servizio Valleggia appena passata sulla destra, mentre arriviamo in corrispondenza del chilometro numero 47, autostrada dei Fiori A10, direzione Ventimiglia, prossima uscita Spotorno, 5,5 km. Mancano 105 km all'ultima uscita dell'autostrada in territorio italiano Ventimiglia, 111 km al confine di Stato, 137 km per la città di Nizza. Questo rallentamento con coda a tratti è sicuramente causato da un restringimento della carreggiata, dalla chiusura di una delle due corsie tra qualche chilometro. Territorio comunale di Vado Ligure. Osservando la situazione del traffico sulla rete autostradale, proprio una giornata da bollino rosso in direzione sud, autostrada del Sole completamente congestionata tra Milano e Parma, anche nei tratti tra Reggio Emilia e Modena, nei pressi di Bologna. Congestionate le principali autostrade che si dirigono verso la Liguria, A6, A26, A7 e persino la A15. Congestionate la FIPILI, strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, e la A11 Firenze-Mare da Prato sino a Lucca, quindi quasi l'intero percorso. Forti rallentamenti anche sulla A1 nei pressi di Roma, soprattutto dopo la confluenza con la diramazione Roma Sud, e per finire sulla A3 e sulla A30 presso la confluenza con l'autostrada A2 del Mediterraneo. Quindi giornata da bollino rosso per chi deve viaggiare in direzione sud. Una volta che avremo passato quest'ultimo rallentamento, invece, nella nostra direzione Ventimiglia non dovremo più avere grossi problemi. Chilometro 49, viadotto Segno, 319 metri. Tanto è segnalata area di cantiere tra 700 metri.
passaggio variabile segnala i rallentamenti sino a Feglino. Entriamo adesso nella galleria Fornaci, 1658 metri. Date la segnaletica per la distanza di sicurezza adottata da Autostrada dei Fiori, con le luci blu poste a intervalli regolari sulla sinistra, che dovrebbero costituire una sorta di riferimento per il mantenimento della distanza di sicurezza. Chilometro 51, manca 1,5 km all'uscita di Spotone. Viadotto Crovetto. Prossima area di servizio Ceriale tra 25 km. Abbiamo un nuovo rallentamento. Non dovrebbe però darci troppi problemi. Galleria TOS, 205 metri. Siamo nel territorio comunale di Noli. Viadotto Cardavia. Viadotto Passadonna. Galleria Coreallo. Galleria Santa Libera, 491 metri. Andiamo in questo momento al chilometro 55. Sulla destra area di parcheggio, scusate, Borsana. Viadotto Borsana. Segnalato cantiere tra 700 metri, viadotto Barelli. Prossima uscita Feglino tra 3,5 km. Galleria Orco, 1062 metri. Siamo nel territorio comunale
viadotto Aquila. Cambi di corsia senza freccia. Galleria Rocca Carpanea, 1828 metri. Tutte le gallerie, meglio sicuramente in quelle più lunghe dell'autostrada dei Fiori A10, mentre abbiamo passato il chilometro 60. Oltre ad avere la segnaletica luminosa per il mantenimento della distanza di sicurezza, è imposto di fatto il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 100 metri tra autoveicoli e di 200 metri per mezzi pesanti che trasportano merci pericolose. Ovviamente in condizioni di traffico intenso risulta più difficile mantenere la distanza indicata, però essendo la velocità di percorrenza minore diminuisce anche il relativo spazio di frenata. Un avvicinamento uscita finale Ligure. Ore 11:40, giovedì 2 giugno 2022, temperatura esterna 26 gradi centigradi, mentre transitiamo sul viadotto Porra. Sulla destra uscita finale Ligure. Galleria Bracciale. Prossima uscita Pietra Ligure, 3,5 km. Viadotto Vottassano. Galleria Montegrosso, 1344 metri. Che precedeva effettua sorpasso a destra in galleria di 3 veicoli. Viadotto Maremola, 365 metri. Viadotto Giustenice, 349 metri. Avvicinamento uscita Pietra Ligure. Chilometro 67. Questo tratto della A10 vige il limite di velocità di
di 110 km/h. Viadotto Ranzi, corrispondenza del quale è presente lo svincolo per Pietra Ligure. Mentre arriviamo al chilometro 68. Tanto segnalata la fine del limite di velocità di 110 km/h, transitiamo nella Galleria Brick 5 Albero. Territorio comunale di Loano. Finisce anche in questo momento il divieto di sorpasso per mezzi pesanti. Prossima uscita Borghetto Santo Spirito di circa 3 km. Galleria Seminario. Appena passato il chilometro 70, viadotto Nimbalto, Galleria Meceti 308 metri. Territorio comunale di Boissano, Galleria Boissano. Avvicinamento uscita Borghetto Santo Spirito e inizia il limite di 110 km/h. Galleria Castellaro. Viadotto Varatella. Prossima uscita Albenga tra 8 km. Segnalata area di cantiere tra 700 metri. Viadotto Armussi. Galleria Monte Piccaro 769 metri. Momento al chilometro 75, area di parcheggio Piccaro sulla destra. Viadotto Ceriale. Inizia da questo momento uno dei tratti più, tra virgolette, pianeggianti della Liguria, uno dei rarissimi tratti che non sono caratterizzati da alture
4 km all'uscita di Albenga, mentre sulla destra area di servizio Ceriale Nord. Prossima area di servizio tra 17 km, che dice il pannello a messaggio variabile non eroga carburante. Tanto in situazioni come quella del veicolo che ci precede si auspica sempre che il carico, in questo caso la bici, sia stata fissata in modo adeguato. Perdita di carico in autostrada può avere conseguenze piuttosto pericolose. In questo momento al chilometro 80 mancano 72 km all'ultima uscita in territorio italiano, 20 miglia. Siamo in avvicinamento all'uscita di Albenga. Albenga, città, maggiore città della provincia di Salone, dopo l'omonimo capoluogo. Prossima uscita Andora, 12 km, mentre transitiamo sul viadotto Neva, 244 metri. Abbiamo di fatto attraversato la piana di Albenga, Galleria Bastia Seconda, Galleria Bastia Prima, chilometro 82. Ore 11:52, è sempre giovedì 2 giugno 2022, la temperatura esterna in questo momento è di 26 gradi centigradi.
viadotto furioso, direi di non farlo arrabbiare, mentre entriamo nella galleria Vallondarme, 1609 metri. Come avete potuto notare, di fatto è segnalata un'area di cantiere all'ingresso di ognuna delle gallerie maggiori dell'autostrada. Infatti la segnaletica orizzontale comunque è una segnaletica gialla, appunto di cantiere. C'è il limite di 100 km/h, divieto di sorpasso per mezzi pesanti e regolamentazione e la distanza di sicurezza. Abbiamo segnalata anche una discesa pericolosa, circa 4%. Galleria Brink Arpicello, mentre arriviamo al chilometro numero 90. Viadotto San Bernardo. Uscita Andora, meno di 2 km. Viadotto di Negri. Viadotto Molino Nuovo 2. Viadotto Molino Nuovo 1. Gueglia Alassio e la strada statale 1 Aurelia, raggiungibili dall'uscita Andora. Uscita Andora sulla destra. Viadotto Merla, 855 metri. Area di servizio Rinnovo Nord sulla destra, la quale non eroga carburanti, come segnalato in precedenza. Viadotto Rinnovo. Galleria Colle Dico, 1635 metri. Questa galleria segna il confine tra le province di Savona e Imperia. Entriamo di fatto quindi in provincia di Imperia, provincia più occidentale della Liguria, ultima provincia italiana prima del confine di Stato con la Francia. Area di parcheggio Valle Chiappa sulla destra. Viadotto Chiappa, 158 metri.
al mare sulla destra dello schermo in questo tratto in discesa, mentre transitiamo sul viadotto Cervo in avvicinamento uscita San Bartolomeo al mare. Viadotto San Bartolomeo. Uscita San Bartolomeo al mare sulla destra. Arriviamo esattamente in questo momento al chilometro 100, autostrada A10 dei Fiori, direzione Ventimiglia, ultima uscita in territorio italiano, a cui mancano poco meno di 52 km. Ricordo che la destinazione finale di questo video in corrispondenza dell'area di servizio Bordighera poco dopo l'uscita Sanremo, mentre transitiamo sul viadotto Pineta. Prossima uscita Imperia Est, circa 6 km. Galleria Santa Lucia, 410 metri, leggermente più corta dell'omonima e più nuova galleria recentemente inaugurata al traffico il 19 marzo scorso sulla A1 in direzione sud tra Barberino di Mugello e Canenzano. Chilometro 102. Galleria Piano Castello. Dicevo, questo video della serie 4K terminerà in corrispondenza dell'area di servizio Bordighera Nord. Dopodiché proseguirò verso il confine francese registrando in modalità classica il passaggio del confine di Stato, molto probabilmente quindi il tratto Ventimiglia-Nizza. Viadotto Gorleri. Mancano 2 chilometri alla prossima uscita Imperia Est. Galleria Gorleri, 1012 metri. Transitiamo in questo momento al chilometro 105. Galleria San Luca. Sulla destra uscita Imperia Est. Viadotto Oliveto II. Viadotto Oliveto I. Galleria Oliveto. Prossima uscita Imperia Ovest, 5 km. Galleria Castelvecchio. Stiamo di fatto, conio questo verbo, circonvallando a nord la città di Imperia, mentre arriviamo al chilometro 108.
Costa Ravotto, viadotto Costa Ravotto, Galleria Bardellina, viadotto delle Valli, Galleria San Leonardo, mentre arriviamo al chilometro 110. Mancano 42 chilometri a 20 miglia. Galleria San Antonio. Uscita Imperia Ovest. Viadotto Caramagna 593 metri. San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare e come sempre la strada statale 1 Aurelia, raggiungibili dall'uscita Imperia Ovest. Viadotto Prino. Galleria Poggi. Prossima uscita Arma di Taggia 15 km. Galleria Barbarossa. Viadotto Poitexelli. Prossima area di servizio Castellaro tra 8 km. Galleria Terre Bianche. Viadotto San Lorenzo 809 metri. Territorio comunale di San Lorenzo al Mare. Prossima uscita Arma di Taggia 12 km. Territorio comunale di Costa Rainera. Costa Rainera. Viadotto Costa Rainera. Chilometro 118. Galleria Cipressa. Segnalato cantiere tra 1500 metri.
Caravella, mentre arriviamo al chilometro 120. Ore 12.09, 2 giugno 2022, temperatura esterna 25 gradi centigradi. Territorio comunale di Terzorio, da cui l'omonima galleria 400 metri. Mancano 7 km alla prossima uscita Arma di Taggia. Viadotto Valle Tufo. Galleria Pompeiana 806 metri. Avvicinandosi ad Arma di Taggia, l'autostrada entra leggermente nell'entroterra. Viadotto Lago Scuro. Destra, area di servizio Castellaro Nord. Viadotto Caravello. Galleria San Michele. Viadotto Castellaro. Viadotto Taggia 662 metri, mentre arriviamo al chilometro 125. Viadotto Valle Ferraia. Galleria Giamanassa 2 km, uscita Arma di Taggia. Viadotto Santa Lucia 161 metri. Avvicinamento uscita Arma di Taggia, uscita consigliata anche per i mezzi pesanti che devono raggiungere Sanremo. Viadotto Rio Valtex. Viadotto dei Colli. Periane, uscita Arma di Taggia sulla destra. Galleria Amoretti 557 metri. Prossima uscita Sanremo 10 km, ultima uscita presso cui transiteremo nel video di oggi. Viadotto Cascina. Viviamo in questo momento al chilometro 130, mancano 22 km all'ultima uscita dell'autostrada
autostrada, uscita di 20 miglia, circa 26-28 km al confine di Stato. Siamo già nel territorio comunale di San Remo, galleria Poggio 429 metri. Viadotto Valdulivi, galleria San Martino, viadotto San Martino, viadotto Urbinei, galleria Nostra Signora Villetta, viadotto Rio del Ponte, chilometro 134, mancano 5 km alla prossima uscita Sanremo, viadotto Tasciaire, galleria Costa dei Farina, viadotto San Francesco, galleria Suseneo, galleria Cardellina, mancano 3 km all'uscita Sanremo, viadotto San Romolo, San Bartolomeo Seconda, viadotto Rio Gozzo, mancano 5 km all'area di servizio Bordighera, corrispondenza della quale terminerà il video di oggi. Viadotto Foce, siamo in avvicinamento all'uscita Sanremo, galleria San Lorenzo, Col di Rodi. Quindi, come già detto in precedenza, dopo il termine di questo video proseguirò lungo il percorso rimanente mentre arriviamo al chilometro 140 dell'autostrada A10 dei Fiori e registrerò in modalità classica il tratto 20 miglia Nizza, quindi con il passaggio del confine di Stato, mentre transitiamo sul viadotto Fosso Bianco.
città bordighera tra 5 km. Noi, come detto, ci fermeremo all'area di servizio omonima tra circa 2 km. Viadotto Pelotta, 121 metri. Siamo pressoché arrivati all'area di servizio Bordighera Nord dopo esattamente un'ora di viaggio dall'area di servizio San Cristoforo nei pressi di Savona. Mancano 15 km al confine di Stato. Area di servizio Bordighera Nord. Dobbiamo valutare se siamo abbastanza fortunati da trovare un parcheggio, cosa non semplice. Nel frattempo io vi ringrazio come sempre per la compagnia durante questo viaggio e ricordate come sempre, drive safe.